in Veneto esiste una tradizione, i dati lo dimostrano, una tradizione di rispetto dei pagamenti che viene dilazionato di qualche giorno, una decina di giorni rispetto alla tradizionale situazione, con virtuosità nell'area trevigiana rispetto all'area vicentina, ma comunque insomma, complessivamente il Veneto rispetto ad altre regioni è una regione virtuosa da questo punto di vista. Virtuosità che non è venuta meno nemmeno nei mesi in cui la crisi da Covid ha colpito più duramente, dal manifatturiero al turismo, una virtuosità che vede sul podio Veneto le aziende trevigiane che complessivamente al netto del periodo hanno persino guadagnato posizioni a livello nazionale, salendo dal settimo al sesto posto della classifica italiana per province. Il 45,8% delle aziende di marca paga alla scadenza, solo il 6,3% va oltre i 30 giorni, secondo la società Cribis, percentuale che va oltre il 10 a Venezia e Rovigo. Insomma, il Covid non contagia l'affidabilità veneta, anche se la fiacca, semmai il problema riguarda la pubblica amministrazione. Quello che ci preoccupa di più in assoluto è i ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione, cioè quelli in questa fase risultano ancora più lunghi e colpiscono in maniera pesante il tessuto produttivo ed economico del nostro territorio e rischiano di essere preoccupanti in un periodo in cui la liquidità è ridotta e comunque è difficile. Questa è una delle partite in vista dell'autunno già definito nero da più parti. Per gli artigiani a pendere sull'economia è anche il fattore scuola. Sarà un autunno complicato perché si sommeranno una serie di questioni. La partita dell'apertura delle scuole inciderà molto, ma non tanto solo per quello che rappresenta, che è un elemento importante per far vedere se un paese è in grado di reagire oppure no, ma per tutte le interconnessioni che ha anche col mondo del lavoro, per cui la conciliazione di vita e di lavoro e gli spostamenti, l'ambito di interconnessione negli spostamenti delle persone.